In compagnia di Matteo Loguercio al termine di Trissino Montecco Precalcino, una sconfitta, ma abbiamo visto un Precalcino attivo fino alla fine, anche molto offensivo. Sì, secondo me sono mancati i gol, soprattutto nell'ultima parte, nell'ultima metà del secondo tempo. Se non buttiamo dentro la pallina è difficile poi alla fine vincere la partita. Dopo l'ultimo gol è venuto su un contropiede, vabbè, ci sta. Però sì, dobbiamo essere più concreti davanti porta, perché sennò, come gioco, come tutto, secondo me abbiamo fatto una buona gara, solo che sì, se non buttiamo dentro le palline è difficile poi portare a casa i 3 punti. Ora con la prossima gara, dopo questa sconfitta, siete ancora fermi a 3 punti, con che testa ci arrivate? Beh, continuiamo a lavorare come sempre, come dopo la sconfitta, la prima contro il Roller, e dopo siamo andati a giocare contro il Tiene, abbiamo fatto i 3 punti, i nostri primi 3 punti del campionato. Sì, ovvio rompe non portare a casa i 3 punti, però questo ci vuol dire che dobbiamo fare ancora di più, a partire dall'allenamento, lavorare sempre più forte. Grazie mille. Grazie a te.